Io penso sia un fatto molto grave non dare motivazione, appartenendo ad una maggioranza, non dare la motivazione al Consiglio e ai cittadini presenti delle decisioni che si assumono, perché questo vuol dire non esercitare il ruolo di consiglieri comunali. Questo ovviamente è a intermittenza o in continuazione è circa un anno e mezzo che va avanti. Io vorrei anteporre le motivazioni personali, perché finora non ho sentito nessuna motivazione politica, e mettere davanti l'istituzione, il valore dell'istituzione. In questo modo le istituzioni si calpestano. Intendo per nuova politica, io intendo proprio questo. La gente ha veramente fin sopra la testa e satura di una politica gestita in questo modo, e satura di comportamenti che non vengono spiegati o hanno spiegazioni molto recondite, inconfessabili, indicibili, non dichiarabili pubblicamente, come sta accadendo questa sera, insomma. E quindi la nuova politica è esattamente l'opposto. La nuova politica è la disponibilità nei confronti della gente, è la capacità di affrontare i problemi, è la capacità di risolvere i problemi soprattutto a livello locale. Come del resto a livello nazionale i tentativi di rinnovamento della politica stanno proprio nel superamento delle contrapposizioni frontali che ci sono state nell'ultimo ventennio e che non hanno portato a nulla, non hanno portato alla riforma istituzionale del nostro Stato, non hanno portato al rinnovamento democratico delle istituzioni, hanno solo portato disoccupazione. Io mi chiedo se in questo modo noi riusciamo a risolvere i problemi, perché il compito fondamentale dell'amministrazione è quello di risolvere i problemi. Io l'ho detto, l'ho dichiarato più volte, che la mia azione amministrativa puntava soprattutto a questo tipo di rapporto dei cittadini, a questa risposta delle esigenze. Quindi qualcuno si è anche scandalizzato, ha detto che non tutelavo adeguatamente i dipendenti comunali. Non è vero, al mio fianco ho uno dei migliori dipendenti di questo comune, quindi le capacità vanno valorizzate. Certo, io non sono qui per 25 dipendenti comunali, sono qui per i cittadini, che anche loro sono lavoratori, non solo i dipendenti comunali, anche tutti i cittadini. Si aspettava da me di preparare delle carriere politiche o di assecondare determinati processi, ma facendo il sindaco a 60 anni sinceramente non sono venuto a farlo per quello, per la vecchia politica. Cerco, io che provengo dalla vecchia politica, cerco di fare qualcosa di nuovo, qualcosa che possa essere apprezzato dai cittadini, e devo dire che i cittadini in questi 2 anni mi hanno sostenuto e ho trovato consenso. Magari in piccoli gruppi ho trovato molta ostilità, devo dire che insomma io di pazienza ne ho portata sin troppa in questi 2 anni, un anno e mezzo, però come dire la misura è colma, io riesco a controllarmi senza urlare o imprecare o dire qualcosa di peggio, anche se non leggo in chiesa la domenica, però adesso veramente la misura è colma. Io credo che i consiglieri, se vogliono svolgere il loro ruolo, devono essere presenti, devono collaborare, non fare assenze e presenze a intermittenti i consiglieri, affinché venga approvato questo bilancio. L'amministrazione ha un commissariamento che non sarà in questo caso un commissariamento breve,
di pochi mesi, ma sarà un commissariamento lungo un anno. Quindi la situazione in questo caso sarà veramente grave e tutti dovranno assumersi le loro responsabilità. Io le mie me le sto assumendo. Il consigliere, se fa delle affermazioni, deve argomentarle e motivarle, perché è troppo facile tirare sassate senza motivare, senza sostanziare. Io quando mai avrei dice che ha collaborato con questa nella lettera del 14 maggio, ha collaborato come nel caso dell'assunzione del mutuo di 200.000 euro. Non era presente lei quando abbiamo approvato il mutuo di 200.000 euro, capisce? Ecco, e poi deve dirmi in che cosa non è d'accordo sul documento unico di programmazione che ricalca nella parte introduttiva il programma elettorale della lista civica Insieme per Fossata. Vuol dire che non l'ha nemmeno letto. E poi la cosa incredibile è che lei il 14 marzo dice, assieme al consigliere Ottorino Drigo, che non approveremo il bilancio comunale del 2016. Io il 14 marzo del 2016 non avevo visto il bilancio di previsione, non era neanche pronto il bilancio consultivo. Quindi lei dice in questa lettera che non lo approva, non approva un documento che nemmeno aveva visto. Non raccolgo questi attacchi personali. Nessun attacco personale. Per 2 anni mi sono sentito dire che io facevo accordi con l'opposizione. Questa sera no, alcuni consiglieri della maggioranza hanno votato con l'opposizione. Questo a futuro avviene. Tengo presente 2 cose. Uno è l'interesse della popolazione fossata e 2, se mi consente, la mia dignità, la mia faccia. Certo, se avessi fatto altre scelte sul vice sindaco, se avessi fatto altre scelte su assessori, se avessi fatto scelte diverse sui dipendenti, avrei dormito sonni tranquilli. Ma io generalmente faccio quello in cui credo e, ripeto, su questo credo di aver trovato consenso. Quello che non accetto e che non potrò accettare, questa crisi probabilmente poteva essere risolta cacciando qualcuno dalla giunta, ma siccome non c'era nessun motivo per cacciare gente che fa il suo dovere fino in fondo, non cedo a pressioni e ricatti. Questo deve consentirmelo e quindi preferisco in qualche modo il da farsi, se considerare chiusa questa esperienza, e considerarla chiusa vuol dire per me, siccome anche ho un orgoglio personale, ricandidarmi il prossimo anno quando alle elezioni, e quindi lì vedremo veramente chi avrà più consenso, oppure fare il tentativo di convocare un nuovo consiglio comunale. In questo momento non sono in grado di dirlo, ho bisogno di fare una riflessione. Grazie a tutti.